Partenza da Cervia, nel cuore della Romagna, arrivo a Monselice. Sono 192 i chilometri della tappa numero 13 del Giro d'Italia 2020, un'occasione di lancio turistico per la città veneta che venerdì 16 si prepara ad accogliere la Carovana Rosa. Sì, è vero, una grande festa per il comune, deve essere una grande festa per tutti a Monselice, ma anche per chi verrà a trovarci da fuori, quindi Monselice si sta vestendo a festa con le vetrine dei commercianti che ormai hanno tutti allestito appunto a tema Giro d'Italia, e con l'amministrazione comunale che insieme al comitato di tappa ha veramente lavorato, stiamo ancora lavorando anche oggi per sistemare le ultime cose. Oltre 200 persone sono mobilitate perché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Uno sforzo che su strada porterà agenti di polizia locale e carabinieri a controllare quasi 200 punti di attraversamento, con numerose chiusure di strade a partire da mezzogiorno. La strada sarà chiusa in entrata e in uscita a Monselice e anche a Boara, tra l'altro, e il centro sarà chiuso da mezzogiorno fino a circa alle 4:15, 4:30, 4:15, perché abbiamo una tabella di marcia che dipende dalla velocità dei ciclisti, ovviamente. Chiusa al traffico fino all'arrivo della tappa la statale 16 Padova-Rovigo, la statale 10 tra Monselice ed Este, chiusa parzialmente anche la Monselice Mare, che sarà interdetta ai veicoli per 700 metri da Pozzonovo a Monselice, solo per il tempo necessario al passaggio della carovana. Per assistere allo spettacolo è obbligatorio seguire le disposizioni del nuovo DPCM, mascherina e distanziamento. Pochi gli ammessi al traguardo, riservato di fatto alle autorità nel rispetto delle severissime misure anticontagio.